Buonasera dal Palasport di Fasano, casa dell'Itria che ospita i regini della Futura Cadi Antincendi per la 19ª giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone B, sesta di ritorno. Subito di prima a cercare Falcone che cerca la verticalizzazione per Pedro Mendes, la conclusione respinge basso e poi ancora ci pensa lui, Pizzetta sulla respinta di Palazzo a portare in vantaggio la Futura. Falcone ancora con il mancino, poi di destro riesce a servire Pedro Mendes, di prima benissimo Scopelliti per Falcone, Pizzetta, palla al centro per Pedro Mendes, palo interno, riesce a servire Cividini che difende benissimo con il corpo e poi libera perfettamente Falcone che serve ancora Minnella il sinistro e palla sul palo ancora una volta. Ritorna ancora dietro per Falcone, di prima su Cadu, pressing da parte di Punzi che riesce a servire Pizzetta alla banda opposta per Pedro Mendes sul secondo palo per Cadu, palo ancora una volta colpito dalla Futura, riparte invece in transizione offensiva adesso la Futura con Vitinho che serve Pizzetta il destro sull'angolino basso ed è 2-0 Futura. Fa ripartire i suoi, finta da parte di Cividini, prova a liberare il sinistro, ancora una finta di destro, Palazzo si oppone in parata bassa. Ottima azione da parte di Cividini che dopo aver recuperato la sfera è riuscito a liberarsi benissimo al tiro dopo un paio di finte, poi ancora un lancio, ancora su Cividini, porta sguarnita e ci pensa Ricci in scivolata. Ancora Ricci lascia scorrere per Ferri, prova la conclusione di Mancino, un bolide che però finisce fuori. Riparte da Borselli, a muro Semeraro, ancora Borselli, pressato da Minnella, serve involontariamente Pizzetta tu per tu con Palazzo e poi ci pensa Minnella a ribadire facilmente con il piattone in rete ed è 3-0 Futura. E Pizzetta in fase di impostazione prova a servire direttamente calciando in porta e palla sull'incrocio dei pali, finta al centro, poi scambia con Semeraro, ancora Ricci, ancora Semeraro, prova a servire Ferri ma scatta il contropiede da parte di Pizzetta contro Palazzo, Pizzetta la piazza ancora all'angolino basso per il 4-0 Futura. Appoggia per Ricci, prova la conclusione, colpisce Vitinho ed è contropiede con Cividini, 1 contro 1 con Palazzo, riesce a servire proprio Cividini sulla parte sinistra e palo ancora colpito dal numero 10 Reggino. Parisi prova a lanciare direttamente Pedro Mendes che riesce a girarsi e a siglare la quinta rete per il Futura. Scambio di posizione con Semeraro, la Domada. Torna ancora da Ricci che rientra ancora sulla Domada che ha lo spazio per calciare, bomba sotto la traversa da parte di la Domada ed è 5-1. Pizzetta finta il passaggio al proprio compagno, poi ritorna ancora sui propri passi e riesce a servire Cadu in leggera difficoltà e sbaglia l'appoggio al compagno. Punzi cerca di servire, poi c'è Ricci che con la punta Parisi si oppone di petto, transizione offensiva adesso con Cividini, tu per tu con Palazzo, prova a servire benissimo Pedro Mendes Cadu per il 6-1 Futura. Ferri scambiare Borselli, mantiene il possesso e attende la sirena finale. Risultato finale che dice Futura 6, Itria 1.